Viviamo in un clima di guerra e anche di scoraggiamento. Molto spesso i cittadini pensano di non poter far nulla per dare il loro contributo alla pace, ma qualche strada c'è. Per esempio, È naturale che ci si senta impotenti in questo clima in cui stiamo vivendo, quasi di vigilia di una terza guerra mondiale. Tuttavia, qualcosa c'è da fare, qualcosa che può fare anche ciascun cittadino, ciascuna cittadina, ciascuna persona. Ad esempio, possiamo raffrontarci, sapete che le banche, molte banche, la maggior parte delle banche finanziano anche le industrie di armamenti, possiamo raffrontarci con queste banche e chiedere loro maggiore trasparenza e che cessino di essere colluse con le industrie belliche. Questo può essere fatto dai singoli cittadini e ancor meglio con un'organizzazione collettiva che li metta assieme in modo da raggiungere una massa critica che possa effettivamente dar in qualche modo fastidio alle banche e esercitare pressione sugli istituti di credito per chiedere trasparenza e per chiedere un impegno etico da parte loro. Quindi in pratica ciascuno di noi può fare qualcosa. Esattamente come potremmo muoverci? Cosa possiamo fare? A Cagliari abbiamo formato un comitato sardo di pressione alle banche armate, il gruppo territoriale del Movimento Non Violento, con l'aiuto del sindacato Unione Sindacale di Base Sud Sardegna, e ci stiamo attivando proprio per raccogliere assieme le persone interessate e esercitare questa pressione in maniera coordinata e collettiva, in modo che attraverso la spedizione di lettere dapprima private alle banche e successivamente anche con l'apporto dei singoli cittadini e con la spedizione di lettere pubbliche, possiamo davvero esercitare su questi istituti di credito che sembrano impenetrabili una giusta pressione che possa convincerli a cambiare almeno in parte la loro, non la loro natura, ma il loro effettivo investimento in questo settore. quindi, se io voglio adesso iniziare a fare qualcosa, dove prendo le informazioni? Allora, abbiamo il comitato è attivo anche attraverso una email comsardo.campagna.banchearmate@gmail.com e con dei numeri di telefono ai quali si possono chiedere informazioni. 371 767 2335 Antonella, 3486743651 Bernarda. E poi Potrete avere tutte le informazioni e gli approfondimenti anche attraverso eventualmente la spedizione di documenti che possono dare maggiore chiarezza su questa campagna. Grazie. Grazie a voi.